Prato d'Altino. Giocavano a calcio vicino ai binari ma sono stati redarguiti dalla polizia intervenuta nei pressi della stazione ferroviaria. Protagonisti dell'inquietante episodio una decina di ragazzini notati dal macchinista di un treno diretto a Portogruaro. L'uomo non ha esitato a lanciare l'allarme visto il rischio che stavano correndo e anche alla luce degli episodi che negli ultimi giorni hanno visto più di un minorenne ingannare il tempo facendo selfie sui binari. Venezia, in maschera con addosso il costume tradizionale veneziano, si faceva immortalare in riva degli schiavoni dai turisti. L'obiettivo però era un altro, derubarli. È accaduto anche ad una turista giapponese alla quale una giovane di origine straniera ha sottratto 40 euro. La truffatrice è stata individuata dai carabinieri e denunciata per il reato di furto aggravato. E andiamo a Chioggia, codice rosa per le donne vittime di violenza. Lo istituisce il pronto soccorso dell'ospedale che completa così un protocollo ad hoc che unisce ospedale e territorio nella presa in carico della donna abusata. Secondo la direzione sanitaria dell'ULS 14 sono oltre 200 le donne di età compresa tra i 30 e i 50 anni che nel solo 2015 si sono rivolte al servizio di emergenza ed urgenza di Chioggia. Portogruaro si erano nascosti all'interno di una canonica dismessa ma sono stati scoperti e fermati nelle prime ore di oggi dai carabinieri a Cintello di Gruaro. In manette sono finiti 4 moldavi accusati di furti dai militari della compagnia di Portogruaro che nell'ex edificio sacro hanno rinvenuto diverso materiale provento di furto.